Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Gentili amici e amiche, la visione dell'ascolto, buon pomeriggio, torna l'informazione su friulitv.net, chiaramente con le notizie, anzi vi daremo dei servizi all'interno di questa pagina informativa e poi, come avete già collegato con noi, l'ospite per l'approfondimento, cioè Manuel Rizzi, che è referente, nonché gestore di stazione di carburanti in provincia di Gorizia. Parleremo di benzina agevolata, insomma, per capirne di più. Tra l'altro è uscita una nota che vi daremo in diretta da parte della comunità europea con un ricorso, ma rimanete con noi. Prima però la cronaca, partiamo subito con Martignaco, questa notte a fuoco un casolare, il tutto origine dolosa, il servizio. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che ha distrutto nella notte un fabbricato a uso agricolo in quel di Martignaco. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse si estendessero ad altri locali. Tutto quello che si trova al suo interno, compresi 2 trattori e attrezzi agricoli, divorati dalle fiamme. Anche 2 auto parcheggiate all'esterno distrutte. Una persona è rimasta ferita, ricoverata in ospedale, per fortuna fuori pericolo di vita. Del fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi del NORM di Udine. Praticamente è un problema di confine, ma soprattutto un problema familiare, la questione è nata lì, insomma, questioni per spartizioni territoriali tra parenti, insomma, alla fine si sa, succede questo. Quando sono soldi di mezzo succede sempre questo, se non ci sono soldi non succede mai nulla, non si sa perché. Andiamo a Trieste adesso con il secondo servizio. Tutta velocità per evitare il coprifuoco, viaggia con un tasso 3 volte il consentito. È successo la scorsa notte quando una pattuglia del radiomobile di Aurigina, che stava effettuando un posto di controllo nei pressi dell'ex valico di Fernetti, si è vista arrivare da Opicina un'auto a velocità sostenuta con gli abbaglianti sparati. La conducente, una slovena di 42 anni, si è giustificata dicendo che stava cercando di rientrare a casa in tempo prima del coprifuoco. La sua voce era tremolante, le frasi un po' sconnesse. Sottoposta all'etilometro ha riportato un tasso alcolico 3 volte superiore. I carabinieri del radiomobile hanno proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. E allora, prima di parlare con Manuel Rizzi, andiamo a capire il perché del suo intervento. Allora, la nota dice questo. Lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti del Friuli Venezia Giulia non comporta una violazione della direttiva europea sulla tassazione dell'energia. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE respingendo il ricorso della Commissione. Secondo i giudici di Lussemburgo, Bruxelles non ha potuto dimostrare che l'Italia abbia istituito una riduzione delle accise sotto forma di rimborso dell'imposta versata. Nel 1996 il Consiglio aveva autorizzato la nostra nazione ad applicare una riduzione dell'aliquota di accisa sulla benzina acquistata in Friuli Venezia Giulia per contrastare la prassi di rifornirsi in Slovenia. La Commissione stessa ha quindi proposto un ricorso per inadempimento quando i residenti hanno continuato a beneficiare dello sconto anche dopo la scadenza dell'autorizzazione del 31 dicembre 2006. La direttiva per i prodotti energetici stabilisce infatti aliquote di accisa minime e le eccezioni sono possibili soltanto se autorizzate. L'Italia ha però sostenuto che sarebbe impossibile ricondurre in modo oggettivo il contributo controverso alla componente accisa del prezzo dei carburanti in una regione caratterizzata dalla mancanza
di infrastrutture. Questa è un po' la nota. Allora andiamo a sentire direttamente coloro che vivono sul territorio, ma soprattutto masticano dalla mattina alla sera questa nuova direttiva. Manuel Rizzi, allora, questa benedetta, lei ha sentito, insomma, tutto a posto, bene, allora possiamo vivere tranquilli e felici. Invece la realtà Gorizia qual è? Buongiorno a tutti. No, bene, la risposta da Bruxelles è ottima. Finalmente hanno riconosciuto che la legge attuale 14 del E 2010 la Corte, non no, scusi, viola. non è la Sì. Commissione europea, è la No, buona la Corte notizia che l'ha Europea, la data Corte la Europea. Corte. Sì, Tanto per Corte essere di chiari. Giustizia Europea, mi scusi. Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che alla fine l'Italia non sta violando nessuna norma comunitaria. Benissimo. Quindi la legge 14/2010 in questo momento qua è salva. Mhm. Però se andiamo a vedere la legge 14 del 2010, purtroppo non ci permette di essere concorrenziali con la vicina Slovenia, perché le norme all'interno di questa legge non permette di fare questo. Questa è la problematica e il messaggio che abbiamo voluto lanciare da alcuni anni. Senta, Io solo per, mi permetta, sì, solo per le persone sì, che, soprattutto per gli acquirenti in particolare, ecco, sì. diciamo, da una parte c'è una notizia positiva che ci dà respiro, però dall'altra non tutta oro quello che luccica, insomma, tanto per essere chiari. Sì, è vero. Infatti quello che stavo dicendo proprio adesso, in questo momento qua, è che ho sentito alcune dichiarazioni dell'assessore dottor Fabio Scimarro, assessore all'energia, proprio un'oretta fa, ha dichiarato che alla fine finalmente la regione è intenzionata a modificare dopo anni questa legge. Quindi un'apertura verso le nostre richieste sembra che ci sia finalmente, perché si stanno accorgendo anche regioni che purtroppo questa legge qua non va bene, non funziona per dare un aiuto concreto non soltanto ai benzinai, ma un aiuto concreto ai cittadini. Alla fine, se tu non dai un vero sconto reale e essere concorrenziali con la vicina Slovenia, i cittadini dicono costa meno di là, ma giustamente. E noi diciamo, troviamo la soluzione. La nostra soluzione è sempre stata, abbiamo detto sia all'assessore Fabio Scocimarro che al Massimiliano Fedriga, il nostro governatore, di utilizzare la legge di Bolzano. Chiamare Bolzano, chiedere un attimino, informarsi. Ora, finalmente, non abbiamo più il problema dell'infrazione europea. Agiamo subito. Faccio un esempio concreto. Alcuni comuni della fascia confinaria in provincia di Gorizia, Farra di Sonzo, Gradisca di Sonzo, Mariano del Friuli e Moraro, sono in area 2. Quindi hanno un contributo inferiore. Stiamo parlando di 14 centesimi sulla benzina e 9 centesimi sul gasolio. Benissimo, non siamo in infrazione. Da lunedì fate subito una modifica e portiamo questi 4 comuni in fascia 1. Infatti Immediatamente. mi permetta di sottolineare questo, è un po' assurdo che dei comuni della provincia di Gorizia, cosa che non succede a Trieste, tanto per essere chiari, perché Trieste mi pare sono tutti in fascia 1, non mi corregga se non ho detto qualcosa di Sì, no, sbagliato. allora, lungo la fascia confinaria dobbiamo pensare che soltanto questa è un'eccezione. Gorizia, qualche comune di Udine, tipo qualche comune della fascia confinaria di Udine, in I effetti in fascia famosi 2. 25, ve dico subito, i famosi Sì. comuni della famosa fascia, i 25 comuni confinari, tecnicamente sono ancora in fascia 1, solo che con la riforma, ad esempio, Premariacco, che era in fascia 1, è passata in fascia 2. Bravissimo, infatti, quello infatti io San adesso qua ho i Giovanni, dati. ecco, San Giovanni alla Tisone, Mazzano e Corno, che hanno rischiato di passare in fascia 2, per opera caritatis si sono salvati in calcio d'angolo, come si dice, rimanendo in fascia 1. Ora non ricordo se il comune di Butrio sia in fascia 1, perché all'epoca la fascia 1 rientrava fino a Butrio Butrio. in fascia 2. Butrio in Ecco, fascia perché 2. te lo spiego, perché Butrio, fino ai vecchi confini, usiamo questo termine, prima cioè della caduta con l'entrata della Slovenia in Schengen, Non ti sento. Non sento più.
Andiamo per abbiamo perso Omar. È il bello della diretta, può succedere di tutto. Abbiamo perso Omar in questo momento, speriamo che si ricolleghi per capire un attimino anche come procedere. Stiamo in attesa di ritrovare Omar che gli è caduta la linea. Adesso devo capire un attimino come procedere con questa diretta. Speriamo che torni presto. Inconvenienti della tecnologia, diciamo. Eccoci qua, ci scusiamo con i nostri amici alla visione e all'ascolto, c'è stato un blackout improvviso della linea internet, niente di grave, soltanto entrata, come si dice in questi casi, la Slovenia. Stiamo per riprendere il collegamento audio con il audio e video, soprattutto con il nostro amico Rizzi, che è collegato da Gorizia. Un attimo di pazienza, purtroppo non è proprio causa nostra, cioè non c'era proprio linea internet, ci scusiamo, ma c'è stato un cambio di rete improvviso che ha praticamente messi a nero, come si dice in questi casi. Allora stavamo parlando appunto con Manuel Rizzi per quanto riguarda il discorso relativo ai carburanti. Ogni volta che citiamo, nominiamo, pensiamo il discorso della Slovenia, non si sa perché salta il segnale, cose incredibili. Succede. Il bello della diretta è anche questo, eccolo qua, dovrebbe apparire a momenti. Eccoci qua, Manuel. Allora, Eccoci. Ma purtroppo ogni volta che parliamo di Slovenia non si sa perché mi salta sempre il segnale. C'è qualcuno che è pronto a al di là degli scherzi. Io tanto abito anche vicino al confine e basta poco, insomma, perché ci sia proprio il cambio di rete, e se parte la rete internazionale io ho un dispositivo apposta che se mi va in roaming automaticamente mi chiude e mi taglia tutto, come si dice. Allora, torniamo a bomba, stavamo parlando dei confini e delle fasce per quanto riguarda le fasce 2.
Sì, infatti, e quindi stiamo in diversi comuni della fascia confinaria, sono messi in fascia 2 per ancora un regolamento che è nato nel 2010, quindi i comuni con un pro capite abbastanza ricco, quindi i comuni ricchi, sono quelli che hanno meno contributo. Questa è una cosa che secondo me deve essere rivista, magari prendendo proprio spunto dalla legge di Bolzano, e magari invece di fare delle fasce confinarie, chi è più vicino al confine ha un sconto maggiore rispetto a chi è più lontano dal confine. Questo sarebbe una cosa più equa. Mhm. E secondo te qual è come si dice, qual è la soluzione da trovare, soprattutto nella stanza dei bottoni? Perché noi possiamo parlare, però se alla fine chi decide non fa, siamo sempre qua. No, infatti, e siamo sempre qua. Infatti io spero che dalle parole arrivino i fatti, quindi mi fa molto piacere sentire che il dottor Fabio Scoccia voglia mettere in mano questa legge, quindi mi fa ben sperare. Mi fa ben sperare anche delle dichiarazioni del consigliere Bernardis, che negli ultimi tempi è sempre sui social, sta facendo una promozione sul discorso carburante, però ora invece di parlare agisca, nel senso che faccia proprio lui una richiesta come consigliere regionale di mettere i 4 comuni nella fascia confinaria, quindi stiamo parlando sempre Gradisca, Farra, Mariano e Moraro, in fascia 1 già da lunedì. Agisca subito invece di fare della propaganda. Questo è da anche sottolineare. Chiaro. Un altro invece aspetto, prego. Sì, Sì, infatti un altro aspetto sono i prezzi che ultimamente leggo sui social che i distributori di Gorizia aumentano i prezzi anche perché il confine è chiuso. Io prima ho voluto proprio mandarti quel prospetto dei prezzi che in pratica sono i prezzi Platz. Platz è l'andamento borsistico del gasolio e della benzina, quindi compreso di accise, prodotto petrolifero, manca l'IVA che bisogna aggiungere, manca il margine della compagnia, del gestore del trasporto. Se andiamo a vedere, all'inizio del 2000, all'inizio del settembre, avevamo circa 90 centesimi al litro il gasolio in Platz. Eravamo a 87 centesimi, ora siamo arrivati circa a 94-97 centesimi. Quindi non sono i distributori di Gorizia a voler aumentare i prezzi, ma è un discorso ovviamente generale, più ampio, il prodotto sta aumentando. Quindi non è che la consuetudine invece dare colpa sempre ai poveri benzinai di Gorizia, che sono loro i brutti e cattivi che alzano i prezzi con 3 centesimi di margine. Noi non c'entriamo, noi abbiamo un prezzo consigliato imposto dalla compagnia, e ovviamente se il prezzo internazionale sale, petrolio e quant'altro, è una questione borsistica, anche perché non stiamo vendendo un prodotto che costa sempre in base a questione borsistica varia, può aumentare come può diminuire. Questo trend è in aumento. Omar, non ti sento. Dicevo, Eccoci. Per cercare insomma una soluzione migliore, come hai detto tu, insomma, chi di dovere deve intervenire per darvi una mano, perché l'hai detto, insomma, dati alla mano, non è che diciamo così, che con il fatto che dall'altra parte è chiuso la gente non ti viene a fare benzina, anzi dovrebbe essere un incentivo. Però se tu, come hai detto, ti arriva uno di Farra a far benzina da te o in un altro distributore di Gorizia e paga lo stesso prezzo di Pordenone, per essere chiari, è normale che questo non solo si arrabbi, ma non ti farà mai il pieno, no? Si limiterà a fare quei 20, forse 30 euro, tanto per girare in zona, no? Infatti, assolutamente sì. Quindi questa cosa deve essere rivista. Bolzano, la legge di Bolzano, anche qua non ha un contributo fisso, ha uno sconto variabile, prezzo medio ponderato nella fascia confinaria, e si confronta col prezzo ponderato della fascia di Austria e Slovenia, e lì dopo applicano i contributi di sconti. Bene,
Senti Manuel, io direi che ci possiamo riaggiornare a fine mese o comunque i primi di Sì, febbraio anche per perché fare un po'. volevo anche informarti che ho fatto alcune richieste anche sulle vendite dell'anno scorso e le vendite dell'anno prima, quindi 2019 complessivo. Quindi con dati alla mano vediamo anche realmente come è andata Gorizia, provincia di Gorizia, Monfalcone, Cormons, le vendite reali. Con i Chiaro, confini chiaro. chiusi, aperti, semichiusi. E magari nel frattempo non si sa che arrivi qualche buona novella da Trieste in modo tale che all'improvviso, come la bacchetta magica, tac, tutto torni come una volta, no? Per quanto riguarda Assolutamente, il nostro quello baseball. bisogna sperarlo sempre, infatti, no, no, lo Mm. spero. Diciamo che mi fa ben sperare le dichiarazioni dell'assessore Cimarro Ci sono, tra che l'altro, se finalmente, permetti, prima di sì, andare in nero, nel senso che mentre stavo parlando, poi io mi scuso ancora con gli amici alla visione e all'ascolto, siamo andati, come si dice, in nero in gergo tecnico, nel senso che abbiamo avuto un momento di blackout non dovuto a noi, ecco, ripeto, non è un dovuto a noi, ma la rete di copertura ci ha lasciati momentaneamente, poi è ritornata. Dicevo, Premariaco fa parte della fascia 2, però Scocimarro, proprio Scocimarro, durante la campagna elettorale a Premariaco ha dato un messaggio chiaro e tondo davanti al neo sindaco De Sabata, col quale ha detto che Premariaco tornerà in fascia 1 entro il 2021. Queste sono le parole dette davanti a tutti da parte dell'assessore Scocimarro, che ha garantito, e lo stesso Fedriga tra l'altro hanno garantito, che Premariaco tornerà in fascia 1 come era una volta, insomma, tanto per essere chiari. Manuel, io ti ringrazio ancora, buon lavoro e ci aggiorniamo, rimaniamo come abbiamo detto, ci sentiamo o fine mese o primi di febbraio per fare un po' un riepilogo. Se ci sono novità positive apriremo, come si dice, una finestra e documenteremo ai nostri amici, insomma, la situazione. grazie mille, grazie a te per avermi dato questa possibilità di comunicare queste cose, di parlare di carburante, delle problematiche e ci vediamo presto. Bene, per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, come sempre, intorno alle 19, 19:30 con Linea Sera, se ci sarà richiesta, da parte della cronaca, interverremo con un'edizione straordinaria, altrimenti rimaniamo sempre con i nostri canoni. Come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.